Partita è iniziata da 1 minuto e 40, il Novara che vuole tornare a correre dopo la serie di 4 pareggi, Vicenza che è un punto sotto al Livorno, è una partita da recuperare, sogna i play-off, il migliore attacco del campionato il Novara contro una delle difese meno battute del 2011, i biancorossi di casa. Vicentini in campo con il 3-5-2, Russo tra i pali, Schiavi, Martinelli e Gianni il reparto arretrato, Di Matteo, Soligo, Morosini, Botte, Gavazzi a centrocampo, Bruscato e Tulli di punta. Parte dalla panchina il bomber Gonzales, non al meglio della forma, il Novara di Tesser risponde con il 4-3-1-2, Uicani in porta, Geller, Centurioni, Ludi e Gemiti, 4 di difesa, Marianini, Porcari e Rigoni a metà campo, Motta a suggerire per le 2 punte, Bertani e Rubino, arbitra Ciampi di Roma, assistenti Rubino e Masotti, e proprio adesso un tiro di botta parato agevolmente dal portiere Uicani. A Vicenza il cielo è coperto, la temperatura attorno ai 12 gradi, il terreno di gioco appare in buone condizioni, sugli spalti circa 8.000 spettatori, 200 i sostenitori piemontesi. Linea allo studio. Più brevi le presentazioni. 33-40, Vicenza 0 Novara 0, bella partita, il Vicenza continua ad attaccare, il Novara cerca di ripartire in contropiede, poco fa un tiro di Porcari dai 25 metri, adesso un'occasione per il Vicenza, bravo Martinelli a mettere in angolo, dietro di lui c'era postato Bertani in ottima posizione, ma il difensore è riuscito a intercettare il pallone e a mettere fuori, dicevo, il tiro di Porcari dai 25 metri, il centrocampista ha cercato di sorprendere Russo che però ha bloccato in presa, poi una gran mischia invece in area del Novara dopo una punizione conquistata dal neoentrato Misuraka al posto di Gavazzi, il tiro dal limite di botta fuori di poco e adesso il corner, la difesa del Vicenza un po' sotto pressione riesce a liberare e riparte in contropiede il Vicenza, il lancio lungo di Misuraka alla ricerca di botta però un po' troppo largo, insiste il Vicenza in questa azione d'attacco, il traversone in mezzo di botta, il pallone che però Martinelli non controlla. 34 minuti e 40, Vicenza 0 Novara 0, linea a Trieste. 5 minuti alla conclusione, Atalanta 3, Piacenza 0, partita che non ha più storie, linea Vicenza. 41 minuti, Vicenza 0, Novara 0 e qui invece la partita è davvero molto interessante, c'è stata una punizione di Gianni dalla tre quarti, il colpo di testa in mischia di Bruscato, palla a lato ma una grande opportunità per il Vicenza, dall'altra parte a terra Scavoni in area a contatto con Schiavi. Attenzione, il gol del Crotone. Stavo dicendo delle proteste del Novara per Scavone che è andato giù a contatto con Schiavi in area, le proteste veementi del Novara. Dall'altra parte subito dopo il tiro di Cellini e ancora il Vicenza, ancora Cellini, il pallone finisce in angolo, anzi no, l'arbitro dice che è finito sul fondo, una grande opportunità, un'altra grande opportunità per il Vicenza. 41 minuti e mezzo, Vicenza 0 Novara 0, linea Trieste. Allora vai con la Milano-Sanremo, Giovanni Scaramuzzino. Scusami, prima la punizione di Pastrini con il Vicenza al 44esimo minuto in vantaggio, Vicenza 1 Novara 0. E qui siamo al 47esimo minuto, il Vicenza è in vantaggio dal 44esimo per 1-0, da raccontare la rete vicentina, una punizione dal lato corto di destra dell'area di rigore di Bastrini, il pallone direttamente in rete, ma lunghissime le proteste del Novara che chiedevano un fallo di Cellini che ha contrastato l'uscita del portiere avversario Uicani, un'azione che anche rivista al rallenti non chiarisce del tutto la dinamica, comunque non si è giocato per un paio di minuti, ci sono state grandissime discussioni, l'arbitro ha fatto fatica a far mantenere la calma ai giocatori del Novara, poi alla fine il gioco ripreso, siamo nel terzo dei 5 minuti di recupero e si accende una nuova mischia, c'è stato un fallo di Martinelli su Bertani e c'è grandissimo nervosismo soprattutto nel Novara. 48esimo minuto, Vicenza 1 Novara 0, linea Trieste. Scusami, è finita Vicenza batte Novara 1-0.